Ciao ragazzi, bentornati a San Zeno di Montagna, dove dopo avervi parlato della storicità, della cultura, della gastronomia legata al marrone di San Zeno DOP, oggi mi voglio soffermare su un altro tipo di importanza che non è più soltanto quella economica e sociale. C'è anche un'importanza ambientale, perché la cura dei castagneti rappresenta un traghetto tra ieri e domani, cioè il viatico attraverso cui garantire la continuità di questo tipo di produzione. Ne ho parlato insieme al presidente del Consorzio di tutela dei marroni. Cosa sono i castagneti per voi? Guarda Stefano, guarda che piante. Questa è la nostra storia, la nostra memoria. Queste sono state piantate 300, 400, 500 anni fa. Qualcuno l'ha piantate per noi. Pensati. È una roba che fa venire i brividi. Ed è una storia che può continuare? Deve continuare. Noi dobbiamo, è il nostro scopo. Lo scopo del consorzio è mantenere queste tradizioni e trasmetterle ai nostri figli. Anche per una questione di impatto ambientale, vero? Ma sicuramente noi amiamo questo territorio e vogliamo mantenerlo come è, bello, perché questo sta dando le risorse economiche per vivere in montagna. Non direttamente, perché si può vivere in montagna attraverso il turismo, attraverso l'agricoltura, attraverso i prodotti tipici come questo. Cosa vuol dire preservare questo patrimonio naturalistico? Preservare vuol dire avere quella lungimiranza da agricoltore, prevenire le malattie, intervenire prima di dover curare, intervenire con la volontà, con l'esperienza, coltivare, concimare con sostanza organica i castagneti, potare quando c'è una necessità, quando si vede che è il momento giusto da intervenire. Ed inoltre dobbiamo ricordarci che il castagneto con le sue forze, con le sue radici, è un mantenimento del territorio, del terreno in particolare in caso di forti temporali, è capace di tenere ferma la terra. E questo purtroppo ce ne dimentichiamo oppure ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. E quando è troppo tardi succede che le bombe d'acqua, così chiamate, provocano dilavamenti del terreno e creando alluvioni in pianura. Nel corso di questi ultimi 20 anni avete notato un miglioramento nella gestione dei castagneti? Tu vedi i nostri castagnicoltori che ci mettono tanta passione e sono molto orgogliosi di quello che fanno, ci sentono un'importanza che è giusta, che gli spetta veramente, perché loro sono i produttori del marrone di San Zeno. Si è investito in nuovi impianti? No, diciamo che ci stiamo provando, ma è molto difficile e con pochi risultati. Stiamo lavorando sul mantenimento di queste grosse piante e sul recupero di quelle ancora abbandonate. Perché è difficile? Pianta castagna è una pianta impegnativa che soprattutto nei primi anni di vita bisogna assisterla con l'acqua, con l'irrigazione e in montagna non c'è. Bisogna assisterla dalle malattie e questo è difficile da prevenire, mentre la pianta grossa come queste si difendono da sole, è più facile. Ma allora il futuro della castanicoltura quindi a che cosa è legato se è così difficile avere nuovi castagneti? Mantenimento del castagneto esistenti e recupero dei castagneti abbandonati. Secondo me la nostra strada è ancora quella che avevamo pensato 20 anni fa e deve essere ancora quella, il mantenimento di questi castagneti. Si sta percorrendo questa strada? Sì, senza ombra di dubbio. I castanicoltori si stanno impegnando continuamente nel mantenimento di questi castagneti. Simone, orgoglioso di essere un produttore? Certamente, orgoglioso di essere un produttore e essere il presidente di questo gruppo.